Presidente. Grazie. Ho chiesto la parola a Gabor. Siccome normalmente quando chiede la parola a Gabor sono brutte notizie, sono o tasse di cui si è accorto prima, o tagli di cui si è accorto prima, di cosa ti sei accorto? Allora, sarò brevissimo, perché l'ora è tarda e appunto induce a brevità. È stato detto, uno a caso, che ci sono dei treni che passano e che non tornano più. Ne segnalo uno. Ha ripreso attualità nel dibattito politico il tema della riforma del Senato. Ricorderete che anni fa, parlo dell'ultimo governo Prodi, ci fu una bozza, la cosiddetta bozza Violante, che è l'unico lavoro serio che sia stato fatto sul tema, in cui si ipotizzava il Senato delle Regioni, occhio a quello che sto per dire, il Senato delle Regioni. L'ordinamento è cambiato, abbiamo i consigli delle autonomie locali, tra le colpevoli negligenze della giunta che spero ci stia per lasciare, non c'è solo quella, come è stato ricordato da Sergio e da Massimo, di non aver promulgato la legge sull'area metropolitana, ma c'è anche quello di avere completamente negletto il Consiglio delle autonomie locali. Attiro la vostra attenzione su un punto. Renzi, uno a caso, sostiene che il Senato deve essere di non più di 150 e che ci devono essere, oltre i presidenti delle regioni, che sono 20, i presidenti o comunque i responsabili politici delle aree metropolitane, e su questo tiro la vostra attenzione, e Cagliari l'area vasta non c'è, e poi i rappresentanti designati dai consigli delle autonomie locali. È chiaro il messaggio, perché più chiaro di così non posso essere. Il treno che passa nei prossimi 3 mesi è la riforma del Senato, e quindi bene ha fatto con la consueta intelligenza politica Francesco a dire che il primo provvedimento che ritiene utile presentare è questo. Lo vedo però in una prospettiva più alta, è il peso di Cagliari e dell'area vasta nella sede politica del Senato della Repubblica. Questo è il treno che sta passando, del primo treno. Secondo treno che sta passando, l'intervento ferroviario, che rischia di non tornare più. La questione di Abbanoa, non ci torno nei suoi dettagli tecnici, ne valuto brevemente una questione politica. L'istituto autonomistico esiste dal 1948, siamo nel 2013-14, sono fra un po' 66 anni che l'istituto autonomistico esiste. Ebbene, la regione non è riuscita a risolvere il problema dell'acqua. Qual è il treno che passa? Noi abbiamo avuto l'autorizzazione di un aiuto alla ristrutturazione per una 140 di milioni da parte dell'Unione Europea. Questa giunta, in modo colpevole e criminale, si era impegnata ad attuare un programma di ristrutturazione il cui primo step scadeva il 31 dicembre dello scorso anno, non è stato rispettato. Questi soldi rischiano di scomparire. Se scompaiono questi soldi, non è un tecnicismo, la cosa si riverbera su noi cittadini, perché i soci di Abbanoa sono i comuni principalmente. Cagliari è il socio di riferimento. Ecco allora il legame tra Cagliari, il ruolo della regione, è una questione importante come quella dell'acqua. Se fallisce Abbanoa viene meno non solo l'aiuto alla ristrutturazione, ma la scelta di avere l'acqua come bene pubblico gestito come servizio pubblico da una società pubblica e non l'ingresso dei privati. Attenzione, c'è stato un referendum che rischia di essere vanificato se questo non accade, e quindi io credo che su questo, ecco, Francesco Piglia, come mi auguro Presidente della Regione, ma anche Francesco Agus, di cui conosco l'intelligenza politica, il valore intellettuale, il valore della vivacità intellettuale, su questo non potranno scherzare, perché questo treno passa più o meno intorno al 30 giugno 31 di luglio del 2014, dopodiché boom. Terzo punto, ci sono treni che passano e poi non ritornano. Uno di questi treni è questo bravo giovane, ecco, che ho avuto modo di apprezzare e sul quale non torno. Non torno perché lo conoscete tutti se siete qui. Dico solo una cosa invece, non credete ai sondaggi, soprattutto non credete ai sondaggi che ci dicono che vinciamo, ecco, no?
come quelli del club. Non ci credete perché l'ultima volta solo era avanti di 4 punti e poi abbiamo perso di 8 punti. Quindi vi faccio vedere come faccio io. Come diceva Che Guevara, ho messo un bel paio di scarponi, una mano sul cuore, l'altra sulle immaginette, giro con le immaginette di questo bravo giovane e vi dico di non fermarvi fino al 16 incluso. Finito? Ciao. Se vuoi dire una cosa anche